Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Ad una settimana dal rinvio dell'affrontata dopo le intimidazioni ai danni della confraternita che da sempre ne cura la cerimonia, Sant'Onofrio rivive la processione secolare sotto l'attenzione dei media locali e nazionali. Le statue di Cristo Risorto, Maria Addolorata e San Giovanni Battista sono tornate per le vie del paese, tra la tanta gente del luogo e non solo. Presenti anche il governatore della Calabria Scopelliti, il procuratore della DDA di Catanzaro Lombardo e l'onorevole Angela Napoli per ribadire il loro no all''ndrangheta e la loro vicinanza al priore vittima delle intimidazioni di Pasqua. Virdò. Affluenza ancora in calo nel primo giorno di ballottaggio dei 5 comuni calabresi con più di 15.000 abitanti e precisamente Vibo Valentia, Lamezia Terme, Gioia Tauro, Acri e San Giovanni in Fiore. Le urne si chiuderanno oggi alle 15 ma difficilmente si supereranno i dati, già bassi, dei votanti del primo turno. A Vibo in particolare c'è stato anche un allarme bomba. Un pacco infatti è stato fatto brillare ma poi si è rivelato inoffensivo. È morto in ospedale Giuseppe Bonfiglio che era stato ferito alla gola in un agguato in pieno centro a Santa Eufemia d'Aspromonte mercoledì 9 aprile. L'uomo era stato ricoverato in gravi condizioni agli ospedali riuniti di Reggio Calabria dove l'altro ieri sera il suo cuore ha cessato di battere. In un primo tempo sembrava che la ferita non avesse leso organi vitali. La vittima aveva diversi precedenti penali e le indagini degli inquirenti sull'agguato continuano a tutto campo. Giuseppe Scopelliti è stato proclamato presidente della regione dall'ufficio centrale circoscrizionale della Corte d'Appello di Catanzaro. La comunicazione ufficiale della proclamazione è stata inviata al Consiglio regionale della Calabria e sabato sera in Piazza Duomo c'è stata una grande festa in onore del neogovernatore che ha ringraziato tutti i calabresi che lo hanno sostenuto. Si attende ora la proclamazione degli eletti delle singole liste. A sangue calabrese José Serra, l'ex governatore di San Paolo, candidato dei socialdemocratici del PSDB alle presidenziali in programma in Brasile il 3 ottobre. Lo ha ricordato in questi giorni l'ex capo dello Stato Fernando Henrique Cardoso, sottolineando che Serra ha un'anima brasiliana e una italiana. Serra è un economista di 68 anni, figlio di Francesco Serra, nato a Corigliano Calabro, nel Cosentino. La comunità di Fossato Serralta, piccolo centro del Catanzarese, è scesa in piazza per esprimere solidarietà a Antonio Dornetta, omosessuale convivente a cui il parroco Don Simone ha rifiutato di dare la comunione in chiesa la domenica di Pasqua. L'episodio ha suscitato turbamento nella comunità che ha promosso l'iniziativa di solidarietà con il comitato Fossato non discrimina, con lo slogan "Amarsi non è peccato". La prima sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza del 19 gennaio scorso, depositata in cancelleria il 22 marzo, ha di fatto sancito il fallimento dell'US Catanzaro. La Corte Suprema ha infatti accolto il ricorso presentato dal curatore fallimentare dell'US Catanzaro e ha quindi confermato gli effetti della sentenza di fallimento, emessa a suo tempo dal Tribunale del capoluogo calabrese. Fine settimana tutto sommato equilibrato a livello di risultati per le nostre calabresi. Sugli scudi il successo del Crotone al Del Conero per 1-0 sull'Ancona. A decidere la gara la zuccata di testa di Ginestra su assist al bacio di Morleo. Sesto blitz esterno per la compagine di Lerda. La Regina invece non va oltre il pari casalingo contro l'Empoli. Gli ospiti passano in vantaggio con Eder, pareggio Amaranto di Brienza su rigore. In prima divisione Rimini passeggia al San Vito battendo per 3-0 il Cosenza, mentre in seconda il Catanzaro vince a Monopoli grazie alla rete di Mosciaro e la Vibonese perde 3-0 col Brindisi.